Il Veneto corre più veloce delle altre regioni nelle nuove assunzioni, un buon risultato che testimonia come il vento di ripresa inizi a soffiare nella nostra regione. Il governatore uscente Luca Zaia accoglie il risultato con soddisfazione, ma con la consapevolezza che non bisogna fermarsi qui. Più che parlare di nuove assunzioni parlerei di trasformazione dei contratti che io spero che poi restino all'infinito contratti a tempo indeterminato, visto e considerato che c'è la possibilità il terzo anno di farli sparire questi contratti. Ma dico anche che il Veneto è la regione che ha la miglior performance per occupazione, 6,7% contro un 13,4% nazionale, e seguiti a ruota dall'Emilia Romagna con il 7,3%, il che vuol dire che siamo stati più bravi grazie agli interventi della regione, visto e considerato che siamo sempre accusati, quindi ce lo diciamo, grazie a noi e alle tante imprese che hanno creduto nell'uscire da questa crisi. E in questi giorni continua a destare preoccupazione il continuo arrivo di profughi e ha fatto discutere la proposta del prefetto di Venezia Domenico Cuttaia, che ha invitato i cittadini a mettere a disposizione i propri immobili da adibire a sistemazione provvisoria dietro un corrispettivo di 35 euro al giorno per migrante. Se un privato dice di sì è ovviamente libertà sua, però è anche libertà nostra andare a controllare e capire perché dice di sì, perché da un lato c'è la solidarietà, quella che capiamo, la compassione, e dall'altro c'è lo sfruttamento di questo business, perché abbiamo visto con Mafia Capitale che fine fanno le gestioni degli immigrati.